siamo qui a fare un blocco stradale non violento della statale Valsugana. Siamo stati rimossi più volte dagli automobilisti, giustamente arrabbiati con noi perché stiamo bloccando questa strada. Hanno pubblicato sui social il video dell'ultimo blitz messo in atto questa mattina lungo Corso Australia verso l'uscita 4 in direzione Chiesa Nuova a Padova. Gli attivisti di ultima generazione che hanno sfidato il traffico dell'ora di punta sedendosi sulla carreggiata con striscioni fosforescenti e la scritta "Ultima generazione, no gas, no carbone". La tangenziale, trafficatissima nell'ora di punta, ha rischiato a quell'ora la paralisi con code e immediate richieste di informazioni ai centralini delle forze dell'ordine. Il blocco è durato circa un quarto d'ora. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per regolare il traffico e i poliziotti della Digos contro i quali gli attivisti hanno opposto resistenza passiva. Alla fine 4 giovani sono stati accompagnati in questura. Si tratta di 4 italiani di 30, 24, 23 e 21 anni denunciati per i reati di blocco stradale e manifestazione non preavvisata.